Qual è il messaggio che l'Onigo vuole dare con questo evento? Il messaggio è quello proprio dell'anno giubilare, quindi il messaggio è la speranza ed è la cosa più importante, perché al di là di tutte le organizzazioni che possono essere fatte, e questa che è stata fatta qui all'Onigo è veramente molto molto bella, però non possiamo dimenticare l'unico vero messaggio più importante che c'è soprattutto in un periodo come questo, che è quello della speranza. E direi di più, la speranza che non dobbiamo andare a cercare sempre negli altri, aspettarci sempre che qualcuno faccia qualcosa per noi, ma la speranza nell'anno giubilare deve essere dentro di noi, ognuno di noi, come ha detto il nostro Presidente della Repubblica, ognuno di noi deve essere speranza per gli altri. Se riusciremo a fare questo, allora la nostra comunità diventerà una comunità di speranza e questo è quello che ci serve. Devo dire sono veramente molto soddisfatto per l'organizzazione che è stata fatta, devo ringraziare in particolare Diego Lovato che è riuscito a coinvolgere in questa attività un po' tutte le nostre realtà, quindi sia a livello di età che a livello anche di presenza, di associazioni, proprio perché questo messaggio possa essere diffuso un po' dappertutto. Infatti abbiamo un percorso che parte dall'11 ottobre e che finisce il 6 gennaio, che è collocato in vari punti della città, quindi non solo qui a Palazzo Pisani, ma anche dai frati e anche in altre realtà, anche in altre chiese, dove ci saranno mostre, ci saranno eventi, anche eventi di preghiera, di raccoglimento, ci sarà il coinvolgimento delle scuole, addirittura è stato inventato un giochino per i ragazzi per fargli capire che cos'è il giubileo, insomma è una serie di azioni e di attività molto bella, molto articolata, però non dimentichiamoci che dietro di questo c'è un messaggio. Diventiamo noi la speranza per tutti gli altri. Questo è un cartellone molto ricco di eventi e il tema è l'anno giubilare. Perché avete deciso di promuovere questo evento? Allora, il tutto era partito da un incontro fortuito a un evento. Ci siamo trovati io e la cooperativa sociale L'Alba, il presidente, e abbiamo detto facciamo qualcosa sul solidale visto che noi siamo una cooperativa solidale. E così mi è venuto in mente, ho detto guarda, se ti interessa, io nel 2015 avevo già fatto a Verona, in occasione del giubileo straordinario del 2015, un evento con le suore dell'Istituto Fortunata Gresner, dove lavoravo in quel momento, e sul giubileo. Ed è venuto il vescovo ad inaugurare. Ho detto prendiamo quel materiale, lo integriamo con quello del 2025, eccetera. Cosa è successo? Che invece di fare una semplice mostra, ci siamo altre persone che ci conoscevano, hanno detto anche a noi ci interessa, e siamo arrivati ad allargare il cerchio. Nel frattempo la cooperativa Perfetta Letizia ci siamo incontrati appunto per il problema sociale, abbiamo detto perché non lo facciamo su a Monteberico l'evento. Monteberico ha detto abbiamo già degli eventi, e quindi è venuto fuori che da Perfetta Letizia che probabilmente la chiesa di San Daniele sarebbe diventata una chiesa giubilare. Di lì è nata tutta la storia in pratica. È nato un cartellone molto ricco di appuntamenti che non guarda solo all'aspetto spirituale ma anche a quello culturale, della solidarietà, guarda soprattutto a fare aggregazione per tutte le fasce di età. Esatto, esattamente. Noi abbiamo pensato che le persone che attualmente sono più vulnerabili in questo decennio, ultimo decennio, sono soprattutto i giovani e soprattutto il mondo della scuola quindi. E quindi abbiamo detto perché non interessare al mondo della scuola, visto che io provengo da quel mondo, lo conosco bene, quindi posso trovare la chiave di apertura delle scuole a questo tipo di evento. E da lì sono partito, sono andato al provveditorato. Il provveditorato ha accettato volentieri le mie giustificazioni per inserire la scuola in un evento giubilare, dovuto anche e soprattutto al fatto che il Vaticano stesso, il Papa stesso, aveva previsto degli eventi sul mondo educativo e quindi sono partito di lì, abbiamo cominciato assieme ai miei amici del gruppo a lavorare in questa direzione e abbiamo visto una partecipazione a cui io sono rimasto stupito, dei dirigenti scolastici che abbiamo qua, dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori. Se andrete a visitare
la mostra su quella giubilare che verrà inaugurata all'11, potrete vedere dei lavori che hanno fatto i ragazzi durante il periodo estivo, ma anche scuola dell'infanzia, bambini dell'infanzia. Qual è il messaggio che deve uscire da questa iniziativa? Di dare speranza alle persone, perché è quella che manca ed è quella che noi come cooperativa sociale Perfetta Letizia è il messaggio e anche il nostro carisma, proprio inviare il messaggio di speranza. E anche noi gestendo gli spazi del convento dei frati minori di San Daniele, loro ci invitano proprio a tenere questa attitudine qua, un messaggio di carità, è un anno di grazia perché il giubileo è un anno di grazia e quindi anche, visto che c'è anche l'indulgenza plenaria, abbiamo aperto le porte del nostro convento nella chiesa di San Daniele di Lonigo. Quanto difficile è stato organizzare questo evento qui a Lonigo? Allora, non è stato difficile, ma ci è voluto la pazienza di mettere assieme tutti i messaggi e di coordinare quello che diciamo erano le idee di tutti. Ecco. Questo è un cartellone di eventi molto ricco che però ha il suo punto centrale nella chiesa di San Daniele, che è chiesa giubilare. Chiesa giubilare che è arrivata in un momento anche inaspettato, però è arrivato nell'anno giusto, nell'anno giubilare. Quindi per noi, fra tutte le chiese, proprio che sia stata la nostra chiesa, che ha un insieme di progetti, che comunque ha uno sguardo verso le persone povere, alle persone più deboli, alle persone più fragili, quindi per noi è stato veramente un miracolo.